Presidente Annaleso, anche sicuramente di Acqua Veronesi, ai sindaci di Monteforte Galpone, Soave, di San Bonifacio, che veramente quello che è accaduto, io che sono venuto oggi per la prima volta, va al di là di tutte quelle che potevo immaginare, perché veramente solo venendo qua sul posto di persona puoi immaginare quello che è successo, al di là di aver visto le immagini in televisione, sui giornali. Veramente un disastro che ha colpito tutti e tutto, aziende come i cittadini normali, e quindi veramente la nostra solidarietà è totale. Quello che noi potevamo fare chiaramente di nostra competenza è fare da subito, perché quello è importante, fare da subito, non tra un mese o fra qualche mese, fare da nostra competenza, quindi per quanto riguarda il GSM, della luce e del gas, naturalmente di quei cittadini che sono collegati con la nostra azienda, che sono tanti, tra cittadini e aziende nei tre comuni, di un anno. Sarà un automatismo che scatterà, ripeto, da subito, in modo che queste persone sfortunate, queste aziende sfortunate, questa gente sfortunata possa avere perlomeno un sollievo, anche se piccolo, comunque un sollievo economico, in modo che i soldi che vi rimangono in tasca comunque possono essere, seppur in minima parte, perché non saranno tantissimi, però sono significativi, investiti nel chiaramente rimettere a posto quanto è stato disintegrato nel giro di 2 giorni. Quindi io penso che la nostra solidarietà ci sia, magari nelle settimane a venire, se ci fosse bisogno di qualcos'altro, noi mettiamo a disposizione dei sindaci, perché veramente adesso sono loro che sono in prima linea davanti ai cittadini per fare tutto quello che si può fare anche con le proprie braccia, perché così che si deve fare. Quindi le nostre aziende intanto da questo, se ci fosse qualsiasi altra cosa che potremmo mettere a disposizione, anche come AMIA, perché mi ricordava prima